presentare un amico, Marco Bassani, professore di storia del pensiero politico contemporaneo. È una persona che ho conosciuto proprio nei momenti più forti del referendum, ci ha supportato tantissimo con Veneto Sì, vero Giane? È venuto a darci manforte, ha dato la sua capacità intellettuale, l'ha messa al servizio. Veneto Sì, un contenitore che con plebiscito comincerà a prendere piede nei territori veneti e nella politica italiana. Ora, con un grande piacere, caro amico, ti cedo la parola e ti ringrazio di essere venuto qui ad Este. Prego Marco. Grazie, sono io che ringrazio veramente tutti e volevo dirvi perché io sono di Milano, perché vengo in Veneto, mia moglie me lo chiede naturalmente, lei è legittimata, dice continui, e possono testimoniare, non ho mai ottenuto neanche €1 né per la benzina né per nulla, perché voglio riscattare la viltà dei professori universitari di questo paese. Spero che la viltà anche dei professori universitari di questa, che chiamiamo ancora regione, la chiamiamo repubblica, dai, di questa futura costituenda repubblica. Io chiamo i miei colleghi veneti e mi dicono hai ragione, è l'unica soluzione, ma ho paura a dirlo. Vergogna. Se è l'unica soluzione bisogna perseguirla. Quindi adesso io qual è la mia specialità? Convincervi che l'indipendenza è l'unica via. Allora mi rivolgo a quelli che sono qui seduti questa sera e stanno pensando all'indipendenza in modo un po' strategico, cioè sono qui e dico sì vabbè, non ce lo lasceranno mai fare, ma se gli dimostriamo che noi forse la vogliamo, alla fine forse €1 miliardo in più ci rilasciano a casa. No, non è così, non è assolutamente così. Allora la prima cosa che voglio ricordare è questa. Qualche anno fa, l'anno scorso quando ero negli Stati Uniti, ho visto un uomo che era il governatore dello stato dell'Illinois, che si trovò circa 4 o 5 anni fa a gestire il seggio senatoriale dell'Illinois di Obama, che era diventato presidente. Era convinto di poterlo gestire. Ha incassato $830.000 per frapporsi fra le decisioni del popolo democratico e l'assegnazione del seggio. Ha preso 17 anni di galera. 17 anni di galera, ha incassato $830.000, è stato tutto dimostrato, ha avuto diritto alla difesa e alla fine ha smesso di piagnucolare e ha riacquistato la sua dignità. I 17 anni di galera gli sono serviti nell'ultimo discorso da uomo libero mentre veniva condotto in carcere a riacquistare un pelo di dignità davanti al popolo. A me piacerebbe che Orsoni, Galan e tutti gli altri, dopo essere stati condannati a 20 anni di galera, riacquistassero la loro dignità. Allora non è assolutamente possibile all'interno di uno Stato in cui si patteggiano 4 mesi per avere rapinato le casse pubbliche continuare a restare. Perché la rapina che ogni giorno viene fatta ai veneti è imparagonabilmente superiore e noi stiamo zitti e Orsoni patteggia 4 mesi e Galan fa finta di nulla. Non possono andare avanti queste cose in nessun modo. Occorre abbandonare l'Italia per una questione di dignità e non è soltanto una questione di dignità, è anche il fatto che noi siamo arrivati alla fine. Cioè lo Stato, io ho apprezzato moltissimo quello che stava dicendo dello Stato nazionale, ma non è una questione dello Stato nazionale. Il problema è lo Stato come soluzione al problema del disordine politico della fine del Medioevo. A questo punto ha finito il suo compito. Cioè non è soltanto la fase dello Stato nazionale, ma un'istituzione è in crisi quando crea più problemi di quanti non ne risolva. La crisi di questa istituzione diventa risolutiva quando la cosa è chiara a tutti. Qualcuno di voi ritiene che lo Stato italiano possa risolvere i vostri problemi?
C'è qualcuno che lo pensa anche come ultimo retropensiero, non lo pensano neanche quel 40% di lombardi e di veneti che hanno votato Renzi, ma è ovvio, voteranno anche loro per l'indipendenza, anche loro sono a maggioranza per l'indipendenza, stanno provando l'ultima carta di Nome Italia, l'ultima carta di Nome Italia, ma che non può salvare nulla e nessuno. Il debito pubblico aumenta al ritmo di 500 milioni ogni giorno, 500 milioni. E durante il governo Letta avete assistito alla pantomima del ministro più grigio della storia della Repubblica della Regione Convenzionale Italia, che si chiamava Sacco di M. Manni. Sacco Manni, scusate, non vorrei querele. Il quale ha parlato per giorni, dopo aver dichiarato che la ripresa per il culo era cominciata, ve lo ricordate? Cominciata la ripresa, e sapevamo di che ripresa si parla, siamo fuori fascia protetta, no? Si può dire. E quindi questa era la ripresa, e continuava a dire non troviamo 500 milioni. Hanno messo un'altra persona che sta facendo la revisione della spesa e Cottarelli ci racconta che su oltre 800 miliardi non si possono che tagliare 3 miliardi e forse con una grande volontà politica 5. È come se in una famiglia dove si spendono 250.000 euro all'anno per risparmiare si prende il nonno e si dice smetti di fumare la pipa. È una presa in giro costante e continua, quindi se vogliamo continuare a farci prendere in giro con 80 euro, che poi sono 56, avete visto? A qualcuno stanno arrivando? C'è qualcuno? Poi adesso, una volta erano gli indigenti, adesso li chiamano gli incapienti, cercano, cambiando il linguaggio, di farci credere di essere nuovi e di avere delle nuove soluzioni. No, lo Stato italiano non ha nessuna nuova soluzione. E ora vi spiego rapidamente qual è il dramma italiano. Lo Stato più indebitato del mondo, perché insieme alle pensioni si arriva a 5.600 miliardi. Sono 3.600 miliardi di debito pensionistico e 2.100 miliardi di debito pubblico. Pensate di poter far fronte a debiti di questo genere? Non è possibile. Il guaio e il dramma di questo paese è esattamente questo. Lo Stato è fallito e purtroppo quasi tutte le popolazioni italiane sono ancora ricche. Quindi se rimangono dentro l'Italia col loro territorio e i loro beni saranno spremuti fino alla morte e quindi è chiaro, o ce ne andremo dall'Italia come italiani e perché italiani, o ce ne andremo dall'Italia perché veneti e col Veneto. C'è nessuna alternativa, non esiste nessuna soluzione negoziata a questo conflitto, non è possibile. Quando gli storici guarderanno indietro, partiranno da una data bizzarra, quella del 2006, in cui ci siamo resi conto definitivamente che un partito che bene o male credeva di rappresentare alcune istanze, lasciamo stare, facciamo finta che abbia fatto qualcosa, in ogni caso ha presentato una riforma ridicola, ma che nell'immaginario collettivo di questo paese voleva comunque dire qualcosa, ed è stata approvata soltanto in Lombardia e Veneto, il che vuol dire che all'interno della Repubblica funzionerà esattamente come nella famosa storiella di quelli che hanno in mano la barca, sono in 3, incomincia a remare uno e dopo 10 ore è stanco e dice agli altri 2 datemi il cambio, e loro dicono aspetta che votiamo. Si mettono d'accordo, gli altri 2 dicono no, non sei stanco, abbiamo votato, devi continuare tu a remare. Il che vuol dire che i rapporti di forza tra le aree produttive del paese e le aree parassitarie sono tali che saremo sempre gli schiavi fiscali di altre aree. Quindi solo l'indipendenza farà finire questa situazione di schiavitù fiscale. Allora è bello ricordare la Serenissima, ma se i vostri antenati vi guardassero in questo momento direbbero: com'è possibile? Ma noi facevamo i calcoli su tutto, passavano i crociati?
Non ci potevano pagare le navi che gli prestavamo? Ci conquistavano subito un bel porto e ce lo regalavano al ritorno. Facevamo i calcoli di tutto e noi non riusciamo a fare il calcolo di quanto ci costa l'Italia? Ma non riuscite a capire che l'Italia è un peso che non riusciamo più a sopportare? Ecco, volevo dire soltanto questo: non esiste nessuna alternativa. L'unico modo per rimanere vivi e veneti è abbandonare l'Italia. Grazie. Grande Marco. Grande. Avete visto il plebiscito cosa vi ha portato ad Este? In effetti ha ragione Marco, perché